Solo la forza di volontà di una donna che vuole vivere a tutti i costi e il fatto di trovarsi in una casa con possibilità di fuga, questo ha permesso alla 51enne operatrice sanitaria aggredita dal marito, ora in carcere, di salvarsi. Stefano Fattorelli, accusato del tentato omicidio della moglie da cui si stava separando, non ha colpito la donna solo alla schiena con una coltellata, ma le ha inferto numerosi colpi anche al torace e in una zona molto vicina ai polmoni, colpi in grado di uccidere. Prima di crollare a terra, la 51enne ha lottato, fuggendo nelle stanze della casa e riuscendo ad aprire il portone d'ingresso per dare l'allarme ai vicini. Sul suo corpo molti lividi, prova tangibile di una colluttazione, un'aggressione che sembra una fotocopia di quella che Stefano Fattorelli mise in atto nel 1999, quando uccise la compagna di allora, Vilma Marchi, cinquantenne, aspettata fuori da un cimitero di Grezzana nel Veronese, fatta salire in auto e uccisa con 33 coltellate. Per questo delitto aveva scontato 6 anni di carcere, poi nel 2011 era tornato in cella con l'accusa di stalking nei confronti di una psicologa del carcere che si occupava della sua rieducazione e con cui aveva allacciato una relazione. Ora le condizioni della 51enne sono stabili ma ancora gravi nonostante sia stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico in azienda ospedaliera. La storia con l'attuale compagna si era conclusa da poco, intorno al 20 di aprile. In questo periodo iniziano a comparire sul profilo Facebook dell'uomo messaggi infamanti e carichi di odio, un'escalation culminata con l'aggressione di martedì all'interno della loro abitazione di via Cafasso all'Arcella. Visti i precedenti, questa mattina il giudice, dopo l'interrogatorio di garanzia avvenuto al Due Palazzi, ha convalidato l'arresto con la custodia cautelare in carcere, una misura che il pubblico ministero aveva chiesto fin dalle prime ore del fermo.